Illustrissimo Presidente, un affettuoso saluto e un grazie di cuore per aver accettato il nostro invito. La sua presenza è per noi e per questo evento molto importante, sia per il ruolo istituzionale che riveste in qualità di ambasciatore della cultura popolare europea, sia per la sensibilità dimostrata nei nostri confronti. Riconosciamo che la sua presenza in Sardegna necessita di un grande impegno, ne siamo consapevoli. Per questo motivo un doppio grazie. Averla con noi, nonostante l'imminente Europeade, il festival più importante d'Europa, che quest'anno si svolge a Frankenberg, dove lei riveste il ruolo di sindaco, è per noi motivo di grande considerazione. Mondeklopper, che nel 1964 istituì l'Europeade, aveva capito da subito l'importanza della danza, della musica, delle canzoni popolari. E quando in un'intervista nel 1994 gli chiesero se la danza, la musica e le canzoni popolari fossero mezzi marginali per giungere all'Europa dei cuori, con toni aspri rispose: la cultura è ciò che unisce un popolo. Inoltre non è un dato statico, ma un elemento dinamico in tutte le società. La cultura popolare viene fatta e gustata dalla gente. Chi considera la cultura popolare come qualcosa di obsoleto, in realtà non capisce niente. Aveva pienamente ragione. E ancora oggi oltre 200 gruppi con più di 5.000 partecipanti godono il sapore della fratellanza grazie all'Europeade. Lei, caro Presidente, che segue su quelle orme che scolpì 56 anni fa Mondeklopper, con passione e dedizione arricchisce il panorama culturale e storico dell'intera Europa. Il nostro primo incontro di collettività, intitolato Donos de Natura, non poteva avere padrino e rappresentante culturale migliore di lei. Grazie, grazie di cuore, non smetteremo mai di ringraziarla. Siamo orgogliosi della sua presenza e anche stupiti, devo ammettere, per via dei suoi innumerevoli impegni. Il nostro gruppo a tenore su Concordo de Onne le augura un buon soggiorno a Fonni. Benevennio. Cari amici, sono molto felice di poter partecipare alla festa di Fonni. Grazie, caro Andrea, per questa amicizia europea. Il nostro Europeade è il più grande festival di folklore in Europa e ci incontriamo ogni anno in una città diversa. Peppino, grazie per il tuo lavoro per l'Europeade in Sardegna, dove coinvolgo consapevolmente tua moglie Ann. Vogliamo tutti un passiva Europa dai cuori. Europa in cui tutte le persone sperimentano l'unità nella diversa. Sulla nostra bella Europa. Grazie a tutti gli amici Europa.